Allora, rieccoci qui. Rita Turati doveva concludere un po' il discorso perché ci sono alcuni aspetti ancora importanti da chiarire. Sì, no? l'ultimo punto che volevo dire, che porteremo appunto in piazza, è questo del diritto alla salute, della sanità. Su questo, proprio in termini, cioè per dire che i diritti non sono scissi fra di loro. Ovviamente la nostra priorità come CGIL, ripeto, il lavoro e sono i 2 referendum, ma insomma noi vogliamo anche far pressione perché il secondo round dell'avvertenza sulle pensioni si sviluppi davvero, e l'altro è la sanità e la salute, perché nonostante si siano previste delle cose nella legge di bilancio dello Stato a dicembre, adesso in realtà siamo di fronte ad una nuova proposta di tagli di altri 400 e qualcosa milioni di tagli previsti sul Fondo Sanitario Nazionale e di circa 200 complessivamente sul Fondo Sociale, quindi sul pezzo della non autosufficienza. E quello che rimarrebbe in particolare su questo pezzo del sociosanitario sarebbero pochissimi e a malapena sufficienti, diciamo, per le alte disabilità, insomma per le disabilità importanti, e pochissimo rimarrebbe per la non autosufficienza. Allora, già tante volte in questa trasmissione abbiamo denunciato come sindacato dei pensionati e come CGIL il fatto che molta gente ormai è fuoriuscita dal sistema pubblico, perché i ticket, perché costa troppo, perché le liste d'attesa, i tempi eccetera, che bisognerebbe riorganizzarlo, che avremo bisogno di una riforma che preveda, no, meno ospedali e molti più servizi sul territorio, perché abbiamo bisogno che il tema della cronicità in particolare e dell'invecchiamento delle persone venga affrontato in modo meno costoso e quindi anche diverso sul territorio, ma per fare questo ci vogliono soldi. È chiaro che se tu continui a tagliarmi questo e mettere nelle condizioni le persone che per curarsi devono sborsare continuamente soldi, è evidente che tu anche questo pezzo di sistema pubblico di tutela, di welfare, lo vuoi smantellare. Quindi è sotto attacco complessivamente il sistema pubblico di tutele, dalla previdenza alla sanità, mi verrebbe da dire anche alla scuola, non parliamo appunto del lavoro. Queste sono le 3 cose che noi come sindacato di pensionati porteremo, in particolare queste ultime 2, in aggiunta, diciamo, al tema del lavoro, in piazza l'8 di aprile. E mi fa specie, posso dire così, finisco e poi dopo facciamo l'altro pezzo di discussione, mi fa specie che su questi tagli qua ci sia stato un tacito consenso delle regioni in Italia, e questa volta, a differenza di altre volte, la Regione Veneto non si è arrabbiata, non ha detto Roma ladrona, governo ladro, mi tagli un'altra volta i fondi per la salute e mi metti in difficoltà, come è successo. No, è stata zitta. E in particolare cosa è successo? È stata zitta su quel versante lì e ci chiede un aumento dell'addizionale regionale per finire la pedemontana, no, che per carità è una cosa... Ma anche nel sociale però ci sono sfinanziamenti, nell'addizionale IRPEF sì, ma sì, ho capito, ma quando tu dici le cifre che ti servono per finire quell'opera lì, che poi ci pagheremo, quindi pagheremo doppiamente, come giustamente molti sindaci hanno detto, prima perché ci aumenti le tasse, poi comunque perché un'autostrada io la pago, non me la dai gratis come succede in Bretagna, no? E come ancora succede, tra l'altro, che è avvenuta una cosa analoga più di 20 anni fa. No, tu me la farai pagare, cioè scusa, sì. Allora non hai voluto fare l'addizionale come si era chiesto diversi anni fa per aumentare la salute dei cittadini veneti e quindi dare sviluppo ai servizi nel territorio, la fai su questo tema qui. Io la trovo veramente un'incoerenza pazzesca quando contestualmente si chiede l'autonomia. Se l'autonomia mi serve per finanziare opere private di questo genere, per non dare servizi ai cittadini, beh insomma io qualche problema ce l'ho. Per cui insomma come CGIL noi vorremmo appunto far sì che queste 3 cose, in particolare questa che è la priorità del referendum e della discussione su una nuova Carta dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, venga discussa. Noi appunto andremo a sostegno di queste nostre proposte in piazza, torneremo in piazza l'8 di aprile e ci siamo impegnati come SPI del Veneto di portare
molte persone, Perfetto, molti quindi giovani ma anche molti pensionati, perché sono temi trasversali, che non ci vengano a infatti. dire che non sono temi, che non vogliono vedere le teste grigie, no, questi sono temi che toccano tutti e che stanno a cuore anche a noi, compreso il lavoro. Benissimo, torniamo, poi c'è un'ultima questione ma la vedremo se abbiamo tempo un attimo alla fine. Allora, l'altra questione importante è il protocollo con i sindacati sugli anziani welfare Sant'Orso, no? Sì. Quindi che cos'è questa? È una cosa altrettanto importante che avete fatto? Allora, raccontiamola bene a chi ci ascolta. Allora, Sant'Orso è uno dei protocolli, dopo se c'è tempo volevo anche illustrarne altri due, è uno dei 3 protocolli che in questi ultimi mesi, da inizio gennaio diciamo, il sindacato confederale, quello dei pensionati CGIL e CGIL UIL, ha sottoscritto con appunto in questo caso il comune di Sant'Orso. Noi da anni facciamo la contrattazione sociale, la facciamo perché riteniamo che questo sia uno strumento per ridistribuire reddito all'interno del territorio in maniera più equa, per cui ogni anno noi ci confrontiamo nel Vicentino piuttosto che nel Trevigiano, piuttosto che nel Rodigino, con i comuni e anche con le USL. Con il comune di Sant'Orso abbiamo recentemente sottoscritto un protocollo dove ovviamente ci confrontiamo sul bilancio, quindi sulla tassazione che viene fatta. È da sottolineare che il comune di Sant'Orso è un comune che spende per il sociale ben il 37% della spesa corrente, dicasi 37%, che è una cifra enorme, che vuol dire fondamentalmente, vediamo l'importo esatto, è 1.699.000 euro. Questo perché? Perché c'è una particolare esigenza a fronte di una domanda pressante del territorio? Il Comune di Sant'Orso ritiene che bisogna investire nel sociale, non bisogna tagliare. Certo. E quindi a fronte di altre attività che si potrebbero fare, da anni, non è solamente quest'anno, da anni questo comune investe nel sociale, che vuol dire anziani, che vuol dire giovani, che vuol dire immigrazione, che vuol dire salute, perché pensa che, e ritiene, e noi condividiamo questa cosa, che il sociale sia una cosa che va salvaguardata e rilanciata. In questo protocollo c'è una parte molto importante, interessante, che impegna anche le organizzazioni sindacali, che riguarda invece il tema dell'immigrazione. Sul tema dell'immigrazione fondamentalmente il Comune di Sant'Orso da anni sta perseguendo una politica che è molto diversa da quella che conosciamo. E cioè il Comune di Sant'Orso si è reso promotore, capofila di un percorso in quel territorio con altri comuni diverso nell'accoglienza dei migranti, che viene vista dai cittadini con molto sospetto, se non con paura, in particolare quando arrivano pullman di immigrati e li vengono concentrati magari in strutture alberghiere. In quel territorio un piccolo paese che si chiama Tonezza del Cimone, 600 abitanti, si è visto arrivare un giorno un centinaio di immigrati. Lei pensi cosa significa per quella popolazione, no? Tutti collocati all'interno di una struttura. Cosa dice il Comune di Sant'Orso, e noi condividiamo, e altri comuni dicono l'accoglienza si può fare in maniera diversa e quelle risorse si possono utilizzare in maniera diversa. In che maniera? Allora, prima di tutto la gestione deve essere in capo al Comune e non alla Prefettura. Certo. Oggi è la Prefettura che, di Vicenza in questo caso, ma nelle altre città è lo stesso, nelle altre province, che decide la destinazione dei profughi cercando una sistemazione
attraverso chi? Attraverso delle cooperative. E nel mondo delle cooperative c'è di tutto di più, c'è la cooperativa brava e c'è la cooperativa meno brava. Diciamo che è conveniente per la cooperativa meno brava prendersi un appalto per un centinaio di persone e collocare queste persone in strutture magari fatiscenti, tenendo conto che i famosi 35 euro alla fine all'immigrato ci vanno i 2,5 euro al giorno e gli altri rimangono alla cooperativa. Un conto è gestire 10 persone, un conto è gestire 100-200 persone e qualcuno ci può fare anche business rispetto a questo. Il Comune di Sant'Orso con altri comuni dice no, questa cosa qua la gestiamo noi, quindi le risorse vanno al comune ed è il comune che fa il progetto rispetto agli immigrati che arrivano. Immigrati che secondo il comune di Sant'Orso e altri comuni, a questo punto non solamente vicentini perché questa cosa sta ampliandosi anche a livello nazionale, l'obiettivo è 3 immigrati ogni lo SPRAR, insomma, sì, progetto SPRAR. ogni 1000 abitanti, che se tutti i comuni d'Italia, perché poi questo è il problema, se tutti i comuni d'Italia facessero l'accoglienza in questo rapporto, noi non avremmo sicuramente l'allarme che c'è. In Comune di Sant'Orso da tempo accolgono questi migranti con un'altra particolarità che è quella dell'accoglienza diffusa, così viene chiamata, cioè non concentrazioni in un unico edificio, e quindi se ricevo 10 migranti, i 10 migranti li distribuisco nel mio territorio, meglio se all'interno delle famiglie che li accolgono. E quali famiglie li accolgono? Ci sono famiglie che sono disponibili ad accogliere migranti, quindi non solamente strutture dove il migrante è lì 24 ore su 24 ore che non sa cosa fare. Il Comune di Sant'Orso, per esempio, insieme alla cooperativa che gestisce queste persone, ha tutta una serie di progettazione che va dall'imparare l'italiano, dall'imparare le regole del paese dove viene ospitato, dall'offrire alcuni lavoretti semplici anche come lavori socialmente utili, quindi con lavori programmati dal comune per esempio. Quindi non ci sono gli immigrati che non fanno niente, che è un'altra cosa che può dar fastidio molto, insomma, ai cittadini italiani. Quindi questo progetto noi pensiamo vada portato, allargato, possibilmente in tutti i comuni d'Italia, e c'è un altro pezzo che è quello che il sindacato si impegna insieme al comune, insieme alle forze produttive, anche a vedere come si può offrire a queste persone, e non solamente a queste persone, percorsi di inserimento lavorativo. Di lavoro vero, certo. Dignitoso. Ecco. E quindi col Comune di Sant'Orso abbiamo iniziato questo percorso. Adesso il 22 di questo mese faremo un'assemblea pubblica, CGIL e CISL UIL, dove presenteremo a cittadini, lavoratori pensionati questo protocollo per farlo conoscere. Allora, dopo parliamo anche degli altri 2 protocolli, sempre con i nostri ospiti. Andiamo in pubblicità qualche secondo però.